Dopo l'incontro di presentazione della nuova Romea tenutosi in Regione lo scorso lunedì, in cui si è discussa l'esigenza della messa in sicurezza della statale, intervengono i due consiglieri regionali di Chioggia, Montanariello e Dolfin. Il consigliere Montanariello, vicepresidente della Commissione Consiliare Infrastrutture e Trasporti, pur riconoscendo la necessità di avviare un confronto sul tema, ritiene che l'approccio intrapreso sia da rivedere. In primo luogo, osserva l'esponente Dem, questa iniziativa non può essere sinonimo di una ripartenza da zero, che magari comporta altri 20 anni di inutile attesa. Non ritiene condivisibile la proposta poi di sottoscrivere un documento di intenti. È ovvia, afferma, la necessità di coinvolgere il governo e di lavorare per un'intesa comune territoriale. Serviva una lettura e un esame preparatorio del documento ben prima di questo incontro, dando a ogni istituzione coinvolta il tempo adeguato per studiarne i contenuti. Serve in generale un lavoro di approfondimento attorno a un progetto che non può ritenersi affidabile solo per il fatto che a farvi parte c'è anche l'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i consiglieri della Lega, Liga Veneta, Dolfin e Vianello, questi hanno ritenuto l'incontro molto positivo, sottoscrivendo la dichiarazione di intenti da sottoporre al governo e rendendosi disponibili a perorare la causa a Roma. Si è trattato di un primo e proficuo incontro e confronto con i territori, un punto zero come è stato definito dall'assessore per risolvere la pericolosità del tratto veneto della Romea. La proposta è quella di realizzare una variante alla statale e con l'incontro si sono volute coinvolgere associazioni e rappresentanti istituzionali dei territori, tutti i protagonisti coinvolti affinché ci sia un percorso condiviso e non una scelta calata dall'alto. Sarà una grande opportunità per tutto il nostro territorio che permetterà di ridurre il traffico aumentando la sicurezza, con l'intento di diminuire gli incidenti stradali spesso mortali. L'assessore ha inoltre precisato che gli interventi già previsti sulla Romea continueranno da programma. I milioni già stanziati per la sicurezza stradale saranno impiegati come già era previsto. La scelta della variante, hanno aggiunto i due consiglieri, è strategica per la Regione del Veneto. Tra i risultati già raggiunti, l'avvio del piano straordinario di interventi lungo la citata viabilità, finalizzato alla realizzazione di molteplici azioni di manutenzione straordinaria. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.